Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere. Un uomo, Michelangelo Gallo, di 55 anni, senza fissa dimora, originario di Milano, ma di fatto residente a Udine, che a settembre si era fatto spedire 5 kg di hashish dall'India, nascosti in 4 tamburi, è stato arrestato dai carabinieri di Udine in esecuzione di una sentenza di condanna a 1 anno e 7 mesi e 26 giorni di reclusione e oltre 3.000 euro di multa per acquisto, spedizione, importazione e detenzione illecita di droga con l'aggravante della quantità. A emettere l'ordine di carcerazione è stata la Procura lombarda, competente per territorio, in quanto la droga intercettata dalla Guardia di Finanza di Malpensa. I finanzieri dello scalo avevano all'epoca organizzato una consegna assistita del pacco, arrestando l'uomo non appena lo aveva ricevuto a casa. All'epoca, in sede di convalida dell'arresto, Gallo si era seduto davanti al jeep in posizione di meditazione, spiegando di aver vissuto per lungo tempo in India, abbracciandone la fede induista e aderendo ai principi ascettici di digiuno e astinenza. L'uomo aveva spiegato di utilizzare la droga per uso personale, 10-15 grammi al giorno, per preparare dolci e tisane come antidolorifico per i postumi di un vecchio incidente. Il Presidente Serracchiani ha appena concluso un incontro con la nuova giunta comunale di Tolmezzo che si è appena insediata. Allora, Presidente, quali temi all'ordine del giorno? Sono temi estremamente importanti naturalmente anche per l'amministrazione regionale. Abbiamo affrontato il tema della sanità, abbiamo affrontato il tema del tribunale, abbiamo affrontato quello della dismissione delle caserme e poi più in generale le politiche della montagna naturalmente. E c'è grande interesse da parte dell'amministrazione regionale anche ad accompagnare una nuova vocazione territoriale e una possibilità anche di implementare le attività industriali in loco e naturalmente siamo a disposizione anche per una forte collaborazione con la nuova giunta comunale. Ecco Presidente, nella sua veste di assessore per la montagna, mi pare che la Regione sia molto impegnata in questo momento anche per quanto riguarda le imprese turistiche e industriali della montagna, si sono aperti dei bandi. Sì, siamo riusciti a sbloccare i fondi 2007-2013 e quindi abbiamo messo a disposizione del territorio quasi 20 milioni di euro. Abbiamo una parte di questi fondi che vengono destinati all'ammodernamento delle attività alberghiere, una parte per gli investimenti sulle attività produttive e poi una parte per i sentieri forestali importanti anche per la filiera del legno e infine c'è ancora una somma sulla quale dobbiamo ricercare una progettazione comune con le amministrazioni locali per quanto riguarda progetti che potrebbero essere punti wifi oppure illuminazione pubblica. Ci troviamo col sindaco di Tolmezzo, appena concluso un incontro con la Presidente Serracchiani. Allora Sindaco, quali i principali argomenti all'ordine del giorno? È stato innanzitutto un momento molto importante che va a testimoniare l'attenzione della Presidente e della Regione per la situazione di Tolmezzo. Abbiamo ufficialmente presentato la Giunta alla Presidente e poi abbiamo cominciato a parlare un po' dei contenuti dell'azione di governo e di quella che sarà anche necessariamente una proiezione di Tolmezzo sulla carne per cercare di far rete, quindi un po' tutti i punti più caldi di quelli che sono sul tavolo adesso, cominciare
anche dal Tribunale, ma poi la sanità, gli enti locali. Abbiamo avviato un percorso, abbiamo trovato nella Presidente una sponda molto convinta, molto importante, e quindi abbiamo messo le basi per avviare un discorso sulla politica della montagna. Ecco, per restare sull'attualità, è previsto il suo viaggio a Roma a giorni? Sì, andrò a Roma perché abbiamo detto che proveremo su ogni aspetto a cercare di capire se e come il discorso del Tribunale possa venire riaperto, con una promessa che è quella di non promettere niente, che è quello che abbiamo detto anche durante la campagna elettorale, per cui senza farci assoluta illusione, ma convinti proviamo a resistere e a cercare delle soluzioni. Dare continuità al progetto Farie Teatral Furlane per fare in modo che la produzione teatrale in lingua friulana abbia un'organizzazione stabile. Al nuovo corso di questa iniziativa, che nella prima edizione nel 2011 ha permesso di realizzare lo spettacolo Pieri da Brazzaville, sono al lavoro Provincia e Comune di Udine, Arlef, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, la Fondazione Krupp, l'ERT, ente regionale teatrale, e Beppi Agostinis, vera anima del progetto che ne sta seguendo i diversi passaggi. Nei giorni scorsi a Palazzo Belgrado si è svolta una riunione tra i vari partner istituzionali per definire i contenuti della convenzione, obiettivi e sviluppi del progetto, che sarà sottoposto all'attenzione dell'assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti. Sono 12 ragazzi e ragazze che provengono dalla Sud America, Argentina, Brasile, e sono figli di emigrati che sono andati ai tempi d'oro, diciamo, in questi paesi. Sono qui per fare che cosa, Orioles? Vivono un'esperienza formativa straordinaria che consente loro di riattivare la memoria delle origini, ma nello stesso tempo di aprirsi all'Italia e al Friuli nuovo, contemporaneo, ricco di fermenti innovativi. Sono giovani che pertanto possono trarre stimolo in duplice maniera, sia appunto rinverdendo la memoria storica, il percorso a rovescio che hanno fatto i loro antenati bisnonni, nonni e trisnonni che hanno lasciato il Friuli dopo l'unità d'Italia, sia anche domandandosi che cosa sia l'Europa, l'Italia e il Friuli di oggi. Quindi una full immersion in diversi settori, però mi pare di capire. Proprio la caratteristica del nostro corso è la ricchezza della proposta formativa articolata in più moduli che vanno dal territorio alla cucina, all'industria, all'artigianato e naturalmente alla lingua e alla cultura. E questo consente loro, diciamo, un ventaglio di stimoli e di sollecitazioni che al loro rientro potrà rappresentare un credito spendibile non solo tecnicamente, perché effettivamente maturano 30 crediti formativi dell'Università degli Studi di Udine, ma anche un credito metaforico, nel senso che con questa forte professionalizzazione che vivono in Friuli possono nei loro paesi di origine arricchire le loro opportunità. Cerchiamo di conoscere questi ragazzi, appunto, qual è la loro voglia di stare qui in Friuli. Ecco, per che cosa hai scelto questa cosa? Bene, per noi è un'opportunità molto importante di essere qui per conoscere le nostre origini, i nostri valori, la nostra cultura, di dove siamo, di dove abbiamo venuto. I tuoi nonni da dove venivano? Da Perteole e di Cividale anche. Ecco, Sì. i tuoi nonni invece da dove venivano? Ciao, di Gemona del Friuli. Da Gemona, quindi friulanissimi, insomma, ma Sì, ti parlavano, anche i genitori tuoi ti parlano del Friuli o no? sì, i miei nonni parlavano friulano. Poi Gemona è stato terremoto anche, purtroppo. Sì. Tu da dove vieni? Cleolis Paluzza. Ah, da Paluzza, quindi in montagna un po'. Certo. Ecco. E da dove vieni come stato? Dal Brasile? Brasile. Dal Brasile, Sì. mentre tu? De Sagrado e de Casarsa della Delizia. Cosa sapete del Friuli? I miei nonni parlano friulano ancora. Ho ascoltato tutta la mia infanzia questa Cosa sai di parola. friulano? Una parola in friulano? Ma non so ancora, ma... Mandi, perché che vuol dire? Mandi, ciao, mandi mandi sempre, no? ma questo è il dialogo e questa cosa non... Tu invece vieni da dove? Come Brasile anche tu? O No, Argentina, dall'Argentina. E i tuoi da dove venivano? Cividale. Da Cividale. Questo è il friulano. E tu? Di Argentina e i miei parenti di Gemona.
Da Gemona, e cosa sai del Friuli? Ti hanno detto qualcosa? Furlan, mio padre parla Furlan con i suoi parenti, ma non c'è. Tu no? Italiano, qualcosa? Io sono brasiliana. Timau. Paluzza. Timau, Paluzza. Dalla montagna fino in Brasile. Cosa fanno i tuoi nonni? Cosa facevano? Bisnonno. Cosa faceva in Brasile? Che lavoro? Infermiera. Sì, faccio Tu? Io sono argentina. Vedi anche per il colore. E cosa sai del Friuli? Cosa ti raccontavano? Come? Cosa ti raccontavano? Cosa ti dicevano i tuoi parenti? Di Dolegna del Coglio. Sì. Ma tu del Friuli sai qualche cosa o no? No. Solo il vino di Dolegna probabilmente. È venica. Venica. Ah, sei venica? Sei una delle veniche. Tu vieni? Sì, sono brasiliana e il mio antenato è Cleolis Palusa. Sì. Diversi appunto da Paluzza. Tu invece? Io sono di Argentina. I tuoi genitori lavorano in Argentina? Sì. In che settore ad esempio? In agricola. Tu sei? Io sono Viviana da Colonia Caroja, Argentina, e ho mio nonni origini di Cividale. Di Cividale, quindi Cividale, Paluzza, Dolegna, insomma. E tu dove vieni? Io sono Pilar e io sono di Colonia Caroja, Argentina. È una grande località dove sono tantissimi friulani, mi pare, Colonia Caroja. È vero? Sì. Quindi tu del Friuli sai più o meno tutto. Sì. Del mangiare, delle tradizioni, degli usi. Sì. E facendo una cosa calcistica, visto che c'è Brasile, Argentina e Italia, chi vince questo mondiale? Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di €30, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 54 86 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 54 86 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere.